Natale è passato solo da 2 giorni, eppure è già tempo di mettere da parte regali e tavolate con i parenti. Il vestito buono però, quello della festa, è meglio che lo teniate addosso, perché il menù del campionato oggi prevede una sfida extra lusso, prima contro seconda. Chi vince chiude l'anno in testa. Dal Pala Catania, buonasera da Luca Pellegrini e benvenuti a Covei, Meta Catania, Brico City, L84. Stasera c'è il meglio che il futsal italiano possa offrire in questo momento. La Meta Catania, capolista e bicampione in carica. E si comincia con il primo possesso della L84. Palla al piede, supera la metà campo. Victor Lopez rinuncia alla conclusione. Victor Lopez ci prova, Tim in 3 tempi blocca il pallone, poi dalla sua porta che poi si accentra, avanza, allarga pallone sul secondo per Tuli. Azione perfetta della L84 e tanto per cambiare alla Meta Catania. Segna Tuli, 4º gol nelle ultime 4 gare contro i rossazzurri. Blocca, vediamo se ci riprova. No, va con le mani in avanti. Sacon sul secondo, Podda. Hosico pressato da Podda, Cuzzolino ne esce alla grande, palla al piede, allarga Maxi Rescia, Cuzzolino, il raddoppio della L84 che entra letteralmente in porta col pallone. 5º gol nelle ultime 6 gare per Cuzzolino, 2-0. Assist perfetto di Maxi Rescia, non può sbagliare uno come Cuzzolino da quella mattonella, dopo che era stato lui stesso a far partire l'azione. Costretto a rifugiarsi da Tim, che rischia tantissimo e perde il pallone, che finisce in porta. 3-0 della L84 che pressa forte, pressa bene e va in gol. Rete che ha sorpreso anche la regia ed è stato ancora lui, ancora Tuli. Doppietta quando vede la Meta Catania, si scatena. Maxi Rescia, imbucata, ottima, sul secondo palo Lucas Braga, notte fonda per la Meta Catania, tripudio L84 che in meno di 10 minuti ha realizzato un poker sul campo dei bicampioni d'Italia in carica. Murillo Schiocchetta, Brunelli, finta contro finta, Brunelli, Victor Lopez, poi verticalizza per Lucas Braga che trova in qualche modo il varco giusto per fare doppietta e 5-0, pokerissimo della L84. Poi Tim avanza, viene invitato quasi a calciare, sceglie il lob, Podda di testa, pasticcia la L84 e mette in porta Pulvirenti. 5-1, ecco la rete che serviva alla Meta Catania per scuotersi. Gol stagionale, il 4º in carriera l'L84 con questa maglia. Si danno fastidio da soli Maxi Rescia e Victor Lopez. Podda, vediamo se calcia, finta contro finta, Podda scarica, Musumeci, il gol del capitano. 5-2, Carmelo Musumeci, la Meta Catania è ancora viva. Si abbassa la Meta Catania, poi Bocao si alza, Tuli dentro per Cuzzolino, traversa dello slovacco, la squadra di Wanera che ora prova a calciare da lontanissimo. Brunelli, un meteorite all'incrocio dei pali per il 5-3, una sassata clamorosa. Verticale per Musumeci, fallo laterale, già battuto, Musumeci al volo,
cerca l'imbucata, va a terra Cuzzolino ma si gioca, Pulvirenti, palla al piede, Sacon, Victor Lopez. Salvataggio della metà Catania che può ripartire con Musumeci, allarga, Draoschi, palo pieno, riassestata la L84, ma adesso può succedere di tutto. Draoschi riesce a spingerla in porta sul secondo palo, il rimpallo favorisce il numero 16 slovacco che fa 5-4 sull'assist quasi con il tacco di Bocao. Conclusione di Brunelli, Bocao tiene in vita un pallone destinato a terminare sul fondo. Liberti ha già perso il pallone l'L84, Brunelli, incrocio dei pali, sta succedendo di tutto adesso al Pala Catania. Brunelli che al sinistro discretamente carico, Draoschi, Victor Lopez si salva ma non è finita, Podda, Brunelli al volo addosso a Osico, ancora Brunelli, ci riprova, allarga per Sacon, la chiama Draoschi, scivola Tuli e il tocco con il braccio c'è. Va Musumeci e Victor Lopez lo ipnotizza. È una partita che non finisce mai di stupire. Va Musumeci con la spalla sinistra, Victor Lopez salva la L84. Pedro Siqueira, morbido a destra per Draoschi, fuori Bocao. Lopez per Cuzzolino con l'esterno, vede lo scatto di Turi davanti a Pedro Siqueira, lo scavalca, la tripletta di Tuli nel momento migliore della metà Catania, nel momento più difficile della L84, la squadra di Diego Rios rimette 2 gol di vantaggio. Con pazienza i rossoazzurri che perdono palla, Osico, porta vuota, Osico, 7-4, 7-4 al primo possesso col portiere di movimento, punisce l'ex che chiede scusa ma segna un gol di importanza capitale. Ancora portiere di movimento naturalmente per la metà Catania, che adesso perde palla e subisce anche l'8-4. 8-4 della L84 che ha trovato la rete con Maxi Rescia e arriva la sirena. La L84 vince 8-4, numeri e cifre che evidentemente ha nel destino contro la metà Catania, a Catania, in casa della capolista e dei bicampioni d'Italia in carica.